Grazie Assessore, ripartirei per il prossimo intervento con uno spunto da questa vicenda ancora delle mozioni. Facciamo un passo indietro, una cosa che forse non è stata enfatizzata dall'Assessore, che avrebbe anche potuto lodarsi per questo, è che questa famosa mozione sulla vicenda dei presidi è stata votata a suo tempo ben da 26 consiglieri su 27, questo vuol dire l'unanimità del Consiglio provinciale. Cosa ci dice questo? Che a Vicenza si è capito, e la politica, almeno a livello provinciale, ha capito che c'è un interesse dei veneti, un interesse dei cittadini che va al di là delle divisioni. Questo purtroppo, spiace dirlo, ma è molto raro nella politica, è molto raro nella politica anche qui da noi in Veneto. Prima parlavamo di lingue minoritarie tutelate. Penso tutti voi sappiate che la lingua italiana non è tutelata come la lingua veneta, scusatemi, non è tutelata dallo Stato italiano come una lingua minoritaria. È stata proposta una proposta di legge in Consiglio regionale in Commissione Cultura, si chiedeva semplicemente di inserirla insieme alle altre 12 lingue, stiamo parlando di ladino, di franco-provenzale, di occitano, almeno dare una dignità al Veneto pari a quella di queste altre minoranze. La proposta è stata bocciata in Commissione per motivi che non hanno nulla a che fare evidentemente con i contenuti di questa proposta, ma semplicemente per una questione di beghe politiche, di odi tra persone, di dispetti che ci si gioca tra i vari partiti. Questo non è successo a Vicenza, questo purtroppo continua a succedere spesso in Veneto, continua a succedere in Italia e non succede invece in molte altre regioni, in molti altri territori al di fuori dell'Italia. Pensiamo alla Catalogna, pensiamo alla Bretagna, dove ci sono, pensiamo alla Scozia, dove ci sono dei movimenti autonomisti che sono assolutamente trasversali a qualsiasi idea di politica in senso partitico e che, pur all'interno di differenze di schieramento fra destra e sinistra, quello che deve essere, sono assolutamente uniti quando si tratta, dopo si possono battagliare su varie questioni, ma sono uniti quando si tratta di difendere gli interessi del proprio popolo, come dovrebbe succedere più spesso e come in questo caso è stato dato un esempio positivo da Vicenza. Della realtà della scuola allora di questi altri territori ci parla adesso Davide Guiotto, presidente di Leise Venete, di Veneto Nostro, che penso tutti conosciate. Prima un inciso, una precisazione: questo non è un incontro naturalmente organizzato dalla Lega e all'interno di questo movimento c'è chi vota Lega, c'è chi vota moltissimi altri partiti e c'è chi, molti anche qui, non ritengono che il voto sia a questo punto il sistema migliore per far vedere le loro idee. Grazie. Davide Guiotto, che forse ci dirà qualcosa anche sul fatto che la lingua veneta sia una lingua, un dialetto o cos'altro. Grazie a tutti. Non deve dirlo Davide Guiotto, lo dicono tutti i linguisti che il Veneto è una lingua. Lo dicono tutti i linguisti che non esiste. Lo dicono tutti i linguisti che non esiste differenza fra dialetto e lingua. Dicono tutti i linguisti che l'unica differenza è una differenza sociale e politica, quindi è l'attenzione che gli si dedica a un qualcosa o la non attenzione che gli si dà. Chiusa comunque la parentesi, perché l'argomento di stasera è molto molto ampio e il compito mio non è quello di mostrarvi o comunque di discutere sulla scuola italiana per così com'è, quanto piuttosto l'invito che mi è stato fatto è quello di presentare un eventuale modello diverso di scuola per il Veneto. Un modello che magari prenda anche spunto e traga delle conclusioni molto valide, molto operative da altre esperienze che in Europa esistono da decine di anni. Quello che vi spiegherò stasera, che è poi l'idea che stiamo portando avanti da anni, è quella di un modello scolastico diverso, un modello scolastico che guardi al territorio, che guardi alla popolazione di quel territorio, perché dal nostro punto di vista la scuola è quello strumento che deve da una parte trasmettere informazioni, ma dall'altra deve permettere allo studente la creazione di una propria personalità, di una propria identità. E questo non lo si può fare se non gli si danno quei concetti, quelle informazioni che gli sono proprie. Purtroppo, per il Veneto, queste informazioni sono tenute nascoste. Un ragazzo che entra nella scuola di Stato italiana si vede censurata, nascosta o minimizzata, quando va bene, una cultura storica, una memoria storica incredibilmente ampia, durata più di 1000 anni, se consideriamo solo la Serenissima, ma potremmo risalire indietro con i Veneti antichi e con altre esperienze, una memoria storica negata. Quindi
non gli si danno allo studente, poi lo vedremo un attimo con calma, quelle prerogative per essere intanto orgoglioso anche di se stesso, di cosa è stato, per capire cosa è stato, e quindi anche non gli si danno quelle certezze, quei punti di forza su cui anche investire o pensare per il proprio futuro. Questo a noi viene negato. Allora, per non parlare di cose che possono sembrare fantascientifiche, caliamoci nelle realtà di esperienze reali, concrete, perché l'Europa è piena di esperienze positive in merito alla scuola. Esperienze che vanno ben al di là di programmi scolastici preconfezionati per grandi territori come può essere la Francia e la Spagna. Esperienze scolastiche che vengono delegate in gran parte ai singoli territori che gestiscono queste risorse, in questo caso scolastiche. Partirei però prima di tutto da alcune affermazioni molto forti che arrivano dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Linguistici. È una dichiarazione importante, sottoscritta anche dall'Italia. Io ho estratto soltanto alcuni punti, però invito magari chi è interessato a informarsi un po' meglio, perché vale la pena leggerle tutte queste cose nella globalità. Ho estratto per esempio l'articolo 24. Ogni comunità linguistica in Europa ha il diritto di decidere quale debba essere il grado di presenza della propria lingua in quanto lingua veicolare e oggetto di studio, e ciò a tutti i livelli di insegnamento in seno al territorio, quindi prescolare, primario, secondario, tecnico, professionale, universitario, formazione degli adulti. Andando avanti, ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutte le risorse umane e materiali necessarie per raggiungere il grado atteso di presenza della propria lingua a tutti i livelli di insegnamento in seno al territorio, quindi insegnanti debitamente formati, metodi pedagogici appropriati, manuali, finanziamenti, locali attrezzature, mezzi tecnici e quant'altro. Altri diritti che vengono riconosciuti quindi direttamente anche al popolo veneto: ogni comunità linguistica ha il diritto a un insegnamento che permette ai suoi membri di acquisire una conoscenza approfondita del proprio patrimonio culturale, quindi storia, geografia, letteratura, quanto è parte di quel territorio. E così pure la migliore padronanza possibile di ogni altra cultura che si voglia conoscere. Ogni persona ha il diritto di ricevere l'insegnamento nella propria lingua al territorio dove risiede. Io penso che per partire con la nostra analisi dobbiamo per forza di cose capire che esistono dei diritti fondamentali, diritti civili, e questi sono alcuni punti su cui anche il popolo veneto può fare fede, può fare affidamento nel momento in cui un giorno decidesse di rivendicare la possibilità a scuola di avere una propria lingua, una propria storia insegnata. Modelli positivi in tutta Europa ce ne sono diversi. Io stasera vi spiegherò a grandi linee quelle che sono le esperienze della Bretagna, dei Paesi Baschi e della Catalogna, soffermandomi magari un po' di più, se c'è qualche minuto in più, sulla Catalogna, che è un modello molto all'avanguardia, molto positivo e che sta veramente funzionando come un modello di riferimento anche per altre realtà nel mondo. Partendo dalla Bretagna, che vedete quella penisola a nord della Francia, per inquadrare un po' quella che è la questione bretone, vi do soltanto un piccolo dato. Nel 1930 c'erano 1.300.000 persone che parlavano in bretone, oggi sono ridotte a 300.000, quindi è una realtà che soffre, una realtà pur dinamica, perché comunque la cultura celtica che viene trasmessa in quelle zone è una cultura che ha una risonanza a livello proprio mondiale, possiamo dire, comunque è una cultura che soffre, a differenza, come vedremo anche per il basco e il catalano, a differenza della cultura veneta, che pur non essendo insegnata è comunque forte, perché la lingua veneta, paradossalmente, pur non essendo insegnata, è parlata da più del 70% degli abitanti della regione del Veneto, per non uscire dal confine della regione. Quindi ecco questa strana disparità che esiste. All'estero vedremo le lingue sono tutelate, valorizzate e insegnate a tutti i livelli, con moltissime con moltissimi interventi a livello istituzionale, e le lingue sono purtroppo poco parlate. Paradossalmente qui abbiamo un Veneto non considerato da nessuno che comunque continua ad avere tuttavia una certa vitalità, almeno per adesso. L'esperienza che ci arriva dalla Bretagna si chiama Diwan, spero di pronunciarlo bene, comunque è una parola in bretone appunto,
ed è un tipo di scuola realizzata da un movimento di genitori e insegnanti che hanno scelto di vivere una cultura per mezzo della scuola, prendendo come mezzo principale di questa cultura la lingua bretone, strumento moderno di pensiero, di espressione e di comunicazione. Queste sono cose che ho trovato traducendole dal sito appunto di questo tipo di scuola. Gli obiettivi quali sono in Bretagna? Gli obiettivi sono fornire una formazione completa in bretone, dall'asilo al diploma di maturità, mantenere e sviluppare un senso di appartenenza a radici culturali attraverso la conoscenza e la padronanza della loro lingua, la loro storia, la loro cultura. Con un bilinguismo precoce incoraggiare un patrimonio psicologico, intellettuale e sociale e preparare in modo efficace per la padronanza di diverse lingue, una necessità per gli europei di domani. Qui i discorsi potrebbero ampliarsi moltissimo. Potrei dirvi per esempio che un bambino bilingue o plurilingue fin da piccolo è un bambino che sarà più intelligente nella vita, perché svilupperà delle aree del cervello che un bambino monolingue non svilupperà mai nella sua vita. Potrei dirvi tantissime altre cose in merito, ci sono degli studi approfonditi anche della rivista Science, l'autorevole americana, però per fermarci sul tema bretone, qua traspare già qualcosa di importante. Qui non si parla di insegnare la lingua bretone a scuola e basta, o la cultura bretone. Si comincia a parlare intanto di bilinguismo e quindi di utilizzare anche la lingua bretone per insegnare. Questa è una cosa molto importante perché già utilizzandola come strumento di comunicazione gli si dà valore, gli si dà risalto, che è un po' il contrario di quello che succede qua. Io per esempio esco da un liceo scientifico, l'università eccetera, e con i miei insegnanti, quelli veneti, si parlava in veneto durante la ricreazione o quando arrivavo in classe, insomma, era lo strumento di comunicazione più diretto, più efficace, anche più, che abbassava anche certi magari muri tra insegnante e adesso. Suonava la campanella, tutti bisognava parlare in italiano e il veneto era bandito, bloccato, era uno strumento di comunicazione che da un momento all'altro, non si sa perché o per quali regole più o meno psicologiche, non si poteva più parlare in un'aula scolastica. Il professore chiede perché secondo te? Lo so perché. Beh, dopo casomai ampliamo la discussione. Quello che mi piace invece recepire da queste realtà che ho analizzato in questi giorni appunto per venire qui a relazionare è appunto l'utilizzo della lingua non solo come materia scolastica ma anche come strumento di comunicazione. Quindi la scuola, secondo i bretoni, non deve essere soltanto una scuola per dare conoscenze, ma anche per far consentire a ciascun bambino di costruire la propria personalità. Una forte identità culturale offre punti di riferimento spesso assenti per molti giovani d'oggi. In essa risiede anche un fattore importante di socializzazione e di tolleranza e giusto scambio reciproco. Altro punto importantissimo questo. Perché? Perché quando noi proponiamo l'insegnamento del Veneto a scuola, subito ci dicono: voi volete isolarvi dal mondo, voi volete tirare su muri, voi volete vivere per conto vostro, non confrontarvi col mondo, ormai siamo nel 2000, cosa volete tornare a parlare in Veneto, scuola, no? Non si capisce invece che una realtà culturalmente forte può confrontarsi con il mondo per la propria cultura. Una realtà debole genera soltanto paura nella propria società, perché si è deboli dentro e la debolezza e la paura che viene generata generano razzismi, chiusure quelle vere. Ecco quindi la cultura come antidoto al razzismo. E questo è un concetto che noi non facciamo parte di nessun partito politico ed è un concetto che molti partiti politici trasversalmente cominciano a capire, perché questi punti, questi fattori culturali, identitari che emergono da esperienze che non sono venete, ma in questo caso sono europee, bretoni in particolare, devono farci capire della bontà di certi temi. La cultura veneta non deve essere un sistema di scontro, uno strumento politico, come è stato giustamente ricordato prima, PDL contro Lega, oppure perché lo propone una certa area politica, quella contraria gli deve dare per forza contro. Devono essere temi condivisi trasversalmente, capiti prima di tutto e poi sostenuti a livello trasversale. E questo è l'auspicio che noi facciamo sempre quando ci confrontiamo con qualche politico, perché sono temi che devono unire e non dividere la nostra gente. Vado molto veloce. Sia bretoni che catalani che baschi, che sono le tre realtà più importanti che vi descrivo,
parlano tutti di immersione totale o immersione linguistica. Cosa significa? È quel principio per cui fin da giovane un bambino deve essere accompagnato nel mondo scolastico attraverso la propria lingua materna, che deve essere quindi non soltanto una delle tante materie, ma deve essere anche lo strumento di comunicazione. Secondo me questo potrebbe essere un ottimo modello anche per il Veneto, perché gli si darebbe comunque al sistema linguistico utilizzato una valenza e un peso molto importanti, lo si tirerebbe fuori da quell'angolo del ridicolo del dialetto d'Aosteria, dove purtroppo per tanti è stato relegato il Veneto, e lo si innalzerebbe al pari di un'altra lingua che può essere l'italiano. Quello che noi vogliamo non è sostituire il Veneto all'italiano come tanti magari potrebbero credere, ma arrivare a un sano bilinguismo dove tutte le culture abbiano un pari ruolo, una pari dignità. Secondo me questo è un obiettivo fondamentale. Si stima appunto che i veneti parlanti in bretone oggi sono 200.000, vi tralascio delle statistiche che possono essere noiose. Comunque le scuole di Guam hanno un impatto sociale molto importante e negli ultimi anni hanno visto crescere moltissimo il numero degli iscritti. In un anno scolastico recente 2.761 ragazzi si sono iscritti a queste scuole, dove si parla e si trasmettono le varie materie, dalla matematica a qualsiasi altra materia, in lingua bretone. Hanno festeggiato, ecco un dato importante, il 30° anniversario. Significa che se noi veneti cominciassimo oggi ad implementare un sistema scolastico basato sulla cultura, sulla storia locale, sulle nostre tradizioni, saremmo comunque in ritardo di 30 anni rispetto a diverse altre realtà in Europa. Cambiamo sguardo, andiamo un po' più giù, Paesi Baschi, una realtà molto travagliata. Non mi soffermo a parlare del discorso politico perché qui oggi parliamo di un discorso più prettamente culturale. I baschi hanno anche loro una loro scuola, le chiamano i Kastolas, che è appunto in euskara, in lingua basca, e si parlano molto di educazione bilingua anche loro, quindi non uno scontro con lo Stato, con le istituzioni, ma riportare al pari livello la loro lingua con altre lingue utilizzate, quindi lo spagnolo nel loro caso. E dal loro sito ho trovato che appunto l'origine dell'educazione bilingua nei Paesi Baschi è direttamente collegata con tutta quell'attività che ha coinvolto direttamente le scuole dedicate all'insegnamento della lingua basca e attraverso la lingua basca. E loro sono molto impegnati su questo fronte, appunto con le scuole in basco, dagli anni 60 e hanno avuto la loro massima espansione fino agli anni 80. Comunque continuano ad insegnare, poi vedremo su quali modelli. Paesi Baschi è una terra molto travagliata, come sapete, hanno diciamo un primo risveglio a livello culturale dalla Costituzione spagnola che è stata scritta dopo la morte di Franco nel 1978. Ci sono stati poi diversi interventi rilevanti che io ho elencato brevemente, non so, lo Statuto di Autonomia dei Paesi Baschi, un decreto importante sul bilinguismo che ha messo le basi per la futura educazione nei Paesi Baschi, e importante ancora la legge per la normalizzazione della lingua basca. Questo vuol dire, quest'ultimo punto, e mi ricollego al discorso che si faceva prima, significa che anche altri popoli hanno vissuto le nostre stesse problematiche. Altri popoli hanno avuto una loro lingua che veniva parlata sul territorio in diverse sfumature, in diversi dialetti, e hanno attuato quella che è la normalizzazione della lingua. A volte pensiamo che arrivare a una normalizzazione per la lingua veneta sia difficile, invece basta soltanto mettersi d'accordo. Guardiamo le altre esperienze e tutti sono passati attraverso i nostri stessi problemi, tutti li hanno superati brillantemente. A volte mettere dei paletti, mettere delle problematiche davanti, come a Vicenza, non si parla come Treviso, come Verona, Vicenza, sono purtroppo a volte delle scuse per non affrontare il problema, per mettere davanti un muro immaginario davanti al quale sembra quasi che nessuno possa far fronte. Altri lo hanno fatto con, per esempio, non so, la lingua sarda, per fare una piccola parentesi, è una lingua riconosciuta dallo Stato italiano, però se te vai in Sardegna dirà che si sbaluffa da un paese all'altro per capire quale deve essere il sardo di riferimento. Un giorno arriveranno a identificarne uno fra tutti, basta mettersi d'accordo. Stessa cosa secondo me avverrà a breve anche per il Veneto.
Ecco, 3 punti fondamentali sempre per capire di cosa stiamo parlando. La lingua basca è stata proibita negli anni del franchismo, c'è stata poi una tolleranza fino alla costituzione appunto della realtà autonoma basca, e adesso c'è stata un'esplosione dagli anni 70, in particolare negli anni fino all'82, con un'esplosione, con un'educazione bilingue nelle scuole che ha messo appunto le basi per le scuole attuali basche. Importante capire però nei Paesi Baschi come hanno affrontato l'insegnamento della loro cultura e della loro lingua. Lo hanno fatto attraverso 4 modelli. Io, genitore, nei Paesi Baschi posso decidere se mandare mio figlio in una di queste 4 scuole. Prima mi sono dimenticato una cosa importante. Per i bretoni le scuole di Wuhan che abbiamo visto sono scuole soprattutto private, quindi genitori che si sono auto-organizzati per... Queste scuole hanno avuto poi riconoscimenti ufficiali da parte dello Stato, anche se non vivono di sovvenzioni statali. Invece per i Paesi Baschi, per la Catalogna, essendo in un modello spagnolo, e godendo quindi di trattamenti analoghi da questo punto di vista, hanno dei modelli assimilati dal loro Stato, quindi scuole pubbliche, pur essendo partiti comunque anche loro da esperienze di scuole private all'inizio. I modelli su cui un genitore può fare affidamento per decidere dove indirizzare il proprio figlio sono 4. Un modello chiamato A, dove tutto l'insegnamento è svolto in spagnolo o francese, perché sapete che i Paesi Baschi hanno una parte anche del territorio all'interno dello Stato francese. E in questo modello A il basco è soltanto una materia scolastica. Nel secondo modello, il modello B, si insegnano in entrambe le lingue, quindi lingue come veicolo di insegnamento e non soltanto come materia scolastica, quindi un 50-50. In lingua basca non esiste la lettera C, quindi modello D, che è il terzo, tutto l'insegnamento avviene in basco. Chi vuole quindi manda il figlio in queste scuole dove l'insegnamento avviene in basco e lo spagnolo o il francese sono soltanto materie scolastiche. Un modello X dove tutto l'insegnamento è svolto in spagnolo o francese e il basco non è lingua di insegnamento. Questo avviene in Francia dove la lingua basca non è obbligatoria nelle scuole in particolare. E vado un po' veloce perché voglio arrivare il più brevemente possibile al Veneto e vorrei soltanto raccontarvi, passerei direttamente alla Catalogna così sintetizzo poi alla fine. La Catalogna è una realtà molto vicina ai Paesi Baschi, territorialmente molto molto diversa da un punto di vista sociale e politico. Una realtà dinamica, alcuni dicono che sarà uno dei futuri stati che diventeranno indipendenti nell'Europa di domani. È una realtà che si confronta costantemente con il mondo e non si chiude. Anche la Catalogna quindi vede nella propria identità, nella propria cultura, nel proprio modo di essere, di trasmettere questa cultura, un'apertura verso il mondo e non una chiusura. Sapete benissimo difatti che per esempio i partiti che maggiormente sostengono le culture e le identità regionali, chiamiamole, o comunque di popoli in Europa, sono solitamente partiti di sinistra, quindi a differenza di quanto avviene magari nella realtà italiana dove la sinistra per 1000 motivi purtroppo continua a osteggiare certi temi. Non che dall'altra parte vada meglio, comunque sembra quasi diverso dall'Europa. La scuola pubblica in Catalogna è una scuola che basa completamente la propria educazione in catalano. L'articolo 6 dello Statuto della Catalogna, quindi statuto riconosciuto dallo Stato spagnolo, dice la lingua propria della Catalogna è il catalano. Come tale, il catalano è la lingua d'uso normale e di preferenza nelle amministrazioni pubbliche e nei mezzi di comunicazione pubblici della Catalogna ed è anche la lingua normalmente utilizzata come veicolare e di apprendimento nell'istituzione. Quindi a livello istituzionale nessuno è morto per questo, non ci sono state violenze, non ci sono state reazioni negative davanti a un certo tipo di scuola che i catalani hanno deciso di impiantare da un giorno all'altro nel loro territorio. Quindi certi temi non devono sembrare paradossali quando li proponiamo. Cominciamo invece a riflettere perché in altre realtà sono modelli vincenti. Sono scuole che formano i catalani di domani, sono scuole che formano persone sicure della propria identità che si confrontano con il mondo senza nessun tipo di problema. Tra l'altro saluto anche un amico catalano che ci è venuto a trovare stasera
che eventualmente potrà integrare quanto magari mi sono perso durante la spiegazione. La lingua veicolare quindi per l'insegnamento in Catalogna, il catalano, per loro è la cosa più semplice di questo mondo. I bambini imparano anche lo spagnolo, perché comunque non ci deve essere mai un conflitto, un contrasto tra le varie realtà linguistiche, soltanto che comunque il catalano è la lingua predominante. E io l'anno scorso, in una visita in quei territori, ho avuto modo di parlare con un insegnante di Valencia, che è un territorio a sud della Catalogna propriamente detta, e mi diceva che, e vi ho riportato il dato, a 3 anni i bambini come prima lingua imparano il valenciano, che è una variante del catalano. Comunque a 3 anni i bambini imparano come prima lingua la loro lingua madre, come dovrebbe essere normalmente. A 6 anni imparano lo spagnolo e a 9 anni imparano la prima lingua straniera. Tutte le persone hanno il diritto quindi di ricevere l'insegnamento in catalano come stabilito dallo Statuto e deve essere usato come lingua veicolare nell'apprendimento dell'insegnamento universitario e non universitario. Quindi a tutti i livelli il catalano è una lingua tutelata, è una lingua di uso comune al pari livello dello spagnolo, se non addirittura maggiormente sostenuta nella realtà catalana dello spagnolo stesso. Passo molto velocemente, comunque ci sono moltissimi altri riferimenti, altri articoli che tutelano il catalano e che fanno capire l'attaccamento non solo delle persone ma delle istituzioni. Ecco, quello che secondo me manca in Veneto è questo, un sistema di istituzioni, di classe politica che sappia recepire questi principi, che sappia essere lungimirante, che sappia essere cosciente di quanto sta emergendo dal territorio veneto, perché comunque sono esigenze che si stanno manifestando sempre di più nel nostro territorio. L'esigenza di capire chi siamo, di capire e di trasmettere alle nuove generazioni tutto il nostro patrimonio storico, culturale e linguistico. Io credo che la scuola italiana difficilmente da dentro si potrà modificare in senso veneto. Penso piuttosto, e anticipo alcuni punti della riflessione finale, penso piuttosto che ci voglia coraggio da parte della classe politica, da parte delle istituzioni venete, coraggio per far emergere il prima possibile certe direttive che escono dal territorio, certi nuovi schemi, certi nuovi modi di vedere e di fare, che guardino veramente al territorio, che siano alternativi a un certo tipo di scuola che fino ad ora ha censurato e ridicolizzato soltanto quello che è stato il Veneto. Cambiare la scuola da dentro penso sia veramente impegnativo, come si diceva, mancano soldi, mancano strutture, manca la volontà, si è facilmente tacciati per razzisti, per chiusi, eccetera. Ci vuole una classe politica fiera, orgogliosa, che abbia la volontà di guardare in faccia la realtà veneta, di fare i propri interessi di questo territorio, senza badare a eventuali critiche che potrebbero indubbiamente venire. Bisogna guardare avanti. Io quando ho analizzato queste realtà, che in parte già conoscevo, comunque le ho analizzate meglio, veramente più le leggevo, più mi specchiavo in quello che potrebbe essere il Veneto di domani. E io vi invito a seguire le ultime parti della relazione pensando di cambiare Catalogna, Bretagna, Paesi Baschi con Veneto, perché veramente questi sono i modelli a cui noi possiamo fare riferimento. Sono modelli positivi, modelli vincenti, modelli a cui, se parlate con quelle popolazioni, nessuno mai tornerebbe indietro. Sono conquiste sociali. Ecco, mi è piaciuta questa frase che vi leggo brevemente: la Catalogna deve assicurare il futuro della lingua catalana e deve restare aperta al mondo più che mai. È l'esatto opposto di quanto ci trasmettono. Le lingue e le culture locali non sono sistemi e strumenti di chiusura. Anzi, abbiamo visto che sono strumenti che ti permettono di aprirti in maniera più positiva e più costruttiva verso il mondo. Anche qui si parla di immersione linguistica, l'abbiamo spiegato prima. E i catalani però fanno anche una seria riflessione, e qui chiudo il capitolo sulla Catalogna. Immaginatevi questa realtà dinamica, questa realtà molto orgogliosa, sempre più orgogliosa della propria identità. Hanno mass media in lingua catalana, quindi si parla di giornali, riviste, canali televisivi,
di alto livello, pensiamo a Canale 5, Italia 1, Rai 1 come tipologia anche di qualità di programmi televisivi in catalano. Eppure si pongono anche loro delle domande e delle riflessioni. I catalani oggi dicono che l'insegnamento in catalano non garantisce un maggior uso della lingua, anche se può aiutare a frenare un processo di sostituzione con lo spagnolo. Se una politica linguistica si basa solamente nel sistema educativo non universitario e non lavora in altri ambiti d'uso, specialmente quelli relazionati con il divertimento, la lettura, il mondo socio-economico e quant'altro, si potrà far ben poco per fare di questa lingua una lingua necessaria per vivere in un territorio. Cosa dicono in sostanza? Dicono che va bene le scuole, va bene l'insegnamento, però dopo deve essere ampliato questa tutela, questa valorizzazione del catalano a tutti gli ambiti sociali, dal mondo del lavoro al mondo della politica, al mondo delle istituzioni, al mondo dei mass media. Quindi sono avanti anche i catalani 30 anni rispetto a noi, hanno una lingua parlata e insegnata nelle scuole e ancora hanno paura che la lingua catalana soffra per il futuro di una lenta estinzione se non si fa qualcosa di ulteriore. Noi partiamo ancora prima, dobbiamo ancora fare le scuole lente, paradossalmente. E arriviamo finalmente al Veneto e qua mi presto anche a chiudere. Secondo me noi dobbiamo partire innanzitutto analizzando in maniera profonda quella che è la situazione attuale, quella che prima brevemente vi ho descritto, e cioè una cultura censurata, una cultura tenuta nascosta per 1000 motivi, o una cultura che comunque a cui comunque non è data questa grande valenza, questa grande importanza, perché inconsciamente, dobbiamo ammetterlo, ci è stato trasmessa quell'idea che il Veneto sia comunque una cosa vecchia, di serie B magari, una lingua sì della famiglia, però davanti all'italiano di Dante, insomma, sta lingua veneta, cosa c'è sta lingua veneta? Sì, se le lingue dei ricordi, dei nonni, ecco. Purtroppo, mi adesso forse devo fare un po' grande, purtroppo però questo è il condizionamento psicologico a cui siamo stati sottoposti fino ad ora, perché se un bambino in classe viene richiamato perché parla in veneto, fino a qualche anno fa addirittura in certe scuole anche del Vicentino gli veniva data una multa simbolica al bambino se gli esplicava una parola in veneto, che sta anche delle interrogazioni politiche a riguardo. Come esce il bambino dalle scuole? Come vede la propria identità, come vive il proprio essere veneto, come vive il proprio ambito familiare, fra amici, la propria società, se un'istituzione importante come la scuola denigra questi aspetti, li minimizza, li ridicolizza o comunque li mette in un scalino sempre inferiore rispetto a qualcos'altro che dovrebbe essere più importante. Partiamo da questa riflessione che secondo me è molto molto profonda e ci vuole una presa di coscienza che arriva quando un popolo, una popolazione acquista una dignità nuova, quando capisce che non è inferiore a qualcun altro, quando capisce che ha il diritto di avere un trattamento diverso. Abbiamo moltissimi patrimoni culturali da trasmettere alle generazioni future e stiamo perdendo anni utili con il rischio che la nostra cultura sparisca, con il rischio che fra 20 anni non ci sia nessuno più che parla veneto, perché ormai i genitori si saranno vergognati talmente tanto di insegnarli ai figli che perdemmo i parlanti, perdemmo la memoria storica, perdemmo la cultura e un giorno non dovremmo stupirci di arrivare davanti a un museo sulla storia del popolo veneto dove si descrive un popolo passato che ha avuto una civiltà gloriosa che però è sparito. Ecco, noi lavoriamo affinché questo tipo di musei non venga mai realizzato. L'ultima riflessione a cui vi sottopongo è questa, ed è uno schema che spero anche voi possiate condividere, come l'ho condiviso io, in base alla mia esperienza, perché comunque tutti veniamo fuori da una certa scuola e potremmo dire di conoscerla a livello operativo, e soprattutto tutti vediamo gli effetti. La scuola italiana ovviamente dà dei modelli vincenti e modelli perdenti. Se io per anni e anni assorbo un insegnamento che mi dice che la lingua italiana, il dolce stil novo, la lingua di Dante è la lingua importante, la lingua unificatrice, la lingua che devono parlare tutti, e bla 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 bla,
mi viene dato un modello quindi positivo, vincente, vengo obbligato ad esprimermi solamente con quel tipo di sistema comunicativo e vedo che la mia cultura non esiste, vedo che la mia storia è ridotta in 10 righe, vedo che quando ne parlano tutti con superficialità, come una cosa che comunque nei programmi scolastici non deve avere questo peso, perché qualcun altro ha deciso che ci sono altre cose più importanti da trasmettere ai nostri figli. Ovviamente cosa gli si dà ai figli? Gli si danno modelli vincenti, modelli perdenti, e questo genera un qualcosa, genera un senso di inferiorità e di vergogna, perché poi io mi confronto con la mia società e mi vergogno a sentire un veneto che parla in veneto in televisione, mi viene da ridere. Ma perché mi viene da ridere? Perché non sono mai stato abituato da nessuno a considerare quella parlata, per esempio quell'accento e tutto quello che ci sta dietro, come qualcosa di positivo, di utile, a differenza di altre cose invece che mi sono state trasmesse come cose vincenti e positive. L'inferiorità e la vergogna generano ignoranza e perdita della memoria storica. Ignoranza che tutti bene o male abbiamo appreso più o meno inconsciamente, quindi il veneto non usa la lingua, i veneti come popolo non esiste. E la storia veneta, sì, è una delle repubbliche marinare che durerà qualche anno, non si sa, perché dei romani alla prima guerra mondiale, per tanti giovani che escono da scuola, vi sfido, è un buco colossale, o comunque che si racconta di tutto e di tutti, fuorché di veneti, che in quegli anni invece che segna la storia dell'Europa e della civiltà che viviamo ancora al giorno d'oggi. Quindi un'ignoranza abissale e una perdita della memoria storica. Chiedi a un veneto quali sono le proprie origini e più che parlarti della guerra del Grappa o dei Romani, purtroppo non va oltre, ed è gravissima questa cosa qua, perché noi siamo stati quella cosa là, invece siamo stati una civiltà e quella civiltà non abbiamo il diritto di conoscerla. Questo è veramente paradossale. Perdita della memoria storica cosa genera? Genera una perdita della coscienza. Non ci sentiamo veneti, o se ci sentiamo veneti lo sentiamo perché ci dicono che viviamo all'interno di un confine regionale che si chiama Regione del Veneto. Quindi per le persone il sentimento veneto, tra virgolette, esiste soltanto in funzione di vivere o no all'interno del confine della regione. Se ti trovi a vivere a Pordenone non ti sei più veneto. Paradossalmente questa è l'identità veneta su cui purtroppo dobbiamo da confrontarsi ogni giorno e che dobbiamo da far capire i veneti ogni giorno come associazione culturale che essere veneto è qualcosa di estremamente più ampio di un confine artificiale che è la regione del Veneto. Perdita della coscienza significa rifiuto di se stessi. Mi so veneto ma so anche italiano. Perché? Perché se vivo in un confine della regione, la regione fa parte di un sistema regionale più ampio e io sono portato a immergermi in una realtà più ampia che fino ad oggi mi è stata spiegata come unica realtà esistente, che è quella dello Stato, della nazione più grande. Il rifiuto di se stessi penso che sia una delle cose più tristi e più gravi a cui può essere spinto un popolo, perché togliergli la memoria storica, denigrarlo in mille modi, anche a volte in maniera subdola, e farlo arrivare al punto di vergognarsi di se stesso come oggettivamente è oggi, non possiamo nasconderci dietro un dito, è una delle violenze più grosse che si possono fare verso una popolazione, a prescindere che sia Veneto o che sia il Tibet o che siano i catalani o che sia qualsiasi altro popolo. Il cerchio si chiude perché i veneti, rifiutando se stessi, legittimano il sistema che l'ha generato. Allora non mi sorprende leggere delle statistiche come quelle dell'anno scorso, agosto 2009, quando a seguito di una serie di articoli apparsi durante l'estate sui giornali veneti, dove c'era il presidente della regione che parlava di un inserimento della lingua veneta nelle scuole, una volta intervistato un certo campione di popolazione veneta, ne è emerso che 4 veneti su 5 non vogliono l'obbligatorietà del veneto nelle scuole. Questo è stato preso come arma politica o come pretesto politico da qualche altro politico di turno, il quale ha detto: vedete, insomma, i veneti, mi vuoi il veneto nelle scuole, e quindi continuiamo con lo stesso sistema, con le stesse logiche, e questo ha purtroppo
anche fatto chiudere un certo tipo di ragionamento sulla lingua veneta nelle scuole, che finalmente si era cominciato ad aprire e a partire. È un sistema quindi chiuso, un sistema che paradossalmente non sembra inattaccabile. O produciamo un sistema alternativo oppure questo si autoalimenterà, perché la forza culturale delle associazioni come la nostra non è talmente forte tanto da superare la potenza della scuola italiana. Qualcuno però in questo circolo vizioso, in questo cerchio, può inserirsi. Possono inserirsi politici coraggiosi, come abbiamo detto. Possono inserirsi persone comuni che cominciano a pretendere dai propri rappresentanti politici, delle proprie istituzioni, un cambiamento di rotta. Il popolo deve farsi sentire in questo caso. O continuiamo a subire, oppure una volta capito questo meccanismo, dobbiamo in qualche modo reagire e pretendere che chi ci rappresenta reagisca in questo senso. Noi stessi quindi arrivando proprio alla fine, abbiamo un compito fondamentale, quello di invertire la rotta. Invertire la rotta significa non aspettare 20 anni perché la scuola italiana possa mettere 2 ore in più alla settimana di lingua veneta nei programmi scolastici. Significa pretendere fin da oggi che ci sia un radicale cambiamento a livello scolastico, che coinvolga poi anche altri ambiti sociali, mass media in primis, un cambiamento che vede i veneti tornare finalmente protagonisti a testa alta e senza più vergogna. Io penso che questo sia importante e sia realizzabile. Dobbiamo però guardare oltre agli schemi che abbiamo sotto gli occhi fino ad oggi. Ultima considerazione quindi è questa: bilinguismo, lingua veneta, dobbiamo capire che sono sistemi per rafforzare la nostra identità e per aprirsi veramente al mondo. Non sono sistemi di chiusura, non sono battaglie politiche, ma sono battaglie sociali prima di tutto. Io spero che, e ringrazio dell'invito in particolare Giacomo, il gruppo dei Gioventù Indipendentista, spero che da oggi si apra un fronte di discussione attorno a questi temi di confronto, perché non tutti magari la vediamo allo stesso modo. Però cominciamo a parlarne. Spero quindi che la giornata di oggi non sia una giornata fine a se stessa, che alle 7 tutti vanno a casa e tutto il mondo torna come prima, ma ci possono essere altri interventi successivi che possono portare avanti un certo tipo di ragionamento che secondo me ormai è il momento di mettere in piedi, è il momento di realizzare. Grazie a tutti.